Importante incontro a Taglio di Po fra ANAS e il Comune, rappresentato dall'assessore all'urbanistica Davide Marangoni, per discutere i contenuti di una convenzione che con molta probabilità concluderà l'iter amministrativo per l'approvazione del progetto di una realizzazione di un'ampia rotatoria in prossimità dell'ingresso dell'area artigianale a destra della Romea. Questo consentirà l'accesso alle attività prospicienti alla strada statale 309 in sicurezza, con la chiusura di tutti gli incroci a raso e la creazione di una rotatoria più piccola in via del lavoro. L'intervento è molto importante, anche perché ha una duplice finalità. La prima finalità è quella legata al rilancio dell'attività produttiva, perché la realizzazione di un'importante infrastruttura come una rotatoria che consente un accesso in sicurezza a questa realtà, a questa nostra realtà produttiva, è un volano anche per incentivare ulteriori investimenti. E dopo l'altra funzionalità che noi ricerchiamo da tempo è quella della messa in sicurezza di questo tratto di arteria stradale che, come si sa, è una delle strade più pericolose d'Italia e che noi da tempo stiamo trattando con ANAS per arrivare a una soluzione condivisa non solo con l'ente gestore e proprietario, ma condivisa anche con le attività produttive.